Il tanto atteso parere è arrivato e il giudizio di ottemperanza emesso dal CGA, che si è espresso su precisa richiesta presentata a suo tempo dall'amministrazione Zambuto. Il dilemma è stato così risolto: il piano regolatore generale è valido e quello approvato con decreto dell'assessorato regionale territorio e ambiente nell'ottobre del 2009, al netto delle 6 prescrizioni del CRU, oggetto di ricorso straordinario da parte del Comune di Agrigento, siamo nel 2010, e accolto dallo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, che sempre nel 2012 evidenzia anche come la Regione abbia emesso il decreto di approvazione del piano regolatore generale oltre i termini previsti dei 180 giorni. Da qui la decisione dell'allora presidente di Palazzo d'Orlean, Raffaele Lombardo, di annullare il decreto di approvazione dello strumento urbanistico della città dei Templi. Confusione nella confusione, allora. Nascono così diverse scuole di pensiero anche all'interno di Aula Sollano. C'è chi attribuisce efficacia e legittimità al PRG adottato dal Consiglio Comunale nel 2005 e chi invece è convinto che quello valido sia il PRG, seppur monco, approvato dall'assessorato regionale. Oggi finalmente si fa chiarezza, si mette un punto fermo. Fra le prescrizioni rimaste fuori, la più importante è quella relativa alle zone C4, le cosiddette villette con giardino, un'area di espansione sulla quale la Procura della Repubblica di Agrigento ha stretto l'obiettivo in questo secondo filone d'inchiesta, sequestrando le proposte legate alle 5 linee guida all'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Linee guida che, alla luce del giudizio di ottemperanza del CGA, assumono a questo punto una notevole rilevanza. Cosa faranno i 26 consiglieri comunali rimasti in carica? Si dimetteranno così come hanno annunciato dopo aver affrontato la delicata materia o lasceranno prima? Non esclusa questa seconda ipotesi, anche perché è notizia di oggi che la Regione ha nominato Mauro Verace, ingegnere commissario ad acta, proprio per provvedere in via sostitutiva agli adempimenti consiliari relativi alle linee guida.